E allora l'autostart ha azzerato il conto alla rovescia, iniziato a muoversi, si va in partenza per il Gran Premio Continentale, gruppo 1, trofeo Tommaso Grassi, 1 Carlo Magno Desi, 2 Charmand Zac, 3 Capital Mail, 4 Chance K, 5 Cocco BFC, 6 Calypso di Poggio, in seconda fila 7 Croizeros, 8 Corsaro Nero Font, 9 Catullo Jet, 10 Cralgido SM, 11 Cointreau, 12 Colbert VF. Si ritrae Cocco BFC e si parte con Chance K che scavalca Capital Mail e va a condurre in 1 metro. Pietro Gubellini ha preso partenza volante, si è installato al comando. Carlo Magno Desi serra sotto in seconda posizione lasciando di fuori Capital Mail. Terzo allo steccato è Charmand Zac. In seconda pariglia al largo Calypso di Poggio, riprende in mano Pietro Gubellini, 15,2 per il lancio e passa a condurre Capital Mail. Hanno sbagliato Cocco BFC e Croizeros che restano fuori corsa. E così numero davanti 5, alle tribune Cocco BFC, Capital Mail squalificato. Numero 7, Croizeros, squalificato. Ritmo. 32 per il primo quarto di gara, con Capital Mail in vantaggio. Nella sua scia Chance K in terza posizione c'è Charmand Zac perché ha mosso al largo Carlo Magno Desi, portandosi allo scoperto, trascinandosi Calypso di Poggio, mentre muove in terza corsia Corsaro Nero Font che rifà il gruppo e cerca di portarsi di fuori, ma trova l'opposizione di Carlo Magno Desi. Dopo 800 metri in 1,1,6 deve riallungare Capital Mail perché Corsaro Nero va deciso all'attacco. Rimane in seconda pariglia Carlo Magno Desi, seconda allo steccato Chance K, naviga invece per terze ruote Catullo Jet quando siamo al chilometro passato in 1,16,3 con Capital Mail in vantaggio. Nei confronti di Chance K, Corsaro Nero Font prova a risalire Catullo Jet che ha schema però durissimo. In seconda pariglia esterna sempre Carlo Magno Desi avanti a Calypso di Poggio. Davanti alle tribune c'è stato un 14,4, segno che Corsaro Nero mette pressione a Capital Mail, il quale si mantiene in vantaggio. I due ora sono apparigliati, persevera in terza ruota con coraggio Catullo Jet, 14,5 anche per la curva di destra, insiste Catullo in mezzo alla pista, sospinge Corsaro Nero all'attacco di Capital Mail, si va tutta a 400 dalla conclusione. Capital Mail sempre in vantaggio, 1,59,6 il miglio, e Catullo Jet tende a scavalcare Corsaro Nero Font per portarsi su Capital Mail. Lì senza spazio Chance K in mezzo alla pista, Carlo Magno Desi con Catullo Jet che sta passando nei confronti di Capital Mail, si libera Chance K, poi Carlo Magno, la retta d'arrivo con Catullo Jet in vantaggio nei confronti di Carlo Magno. Chance K va di dentro Charmand Zac, Carlo Magno Desi va su Catullo Jet, Carlo Magno Desi vince nei confronti di Charmand Zac e Catullo Jet che ha fatto una roba fuori dal mondo. Carlo Magno Desi, Andrea Farolfi lo porta fin sul palo con percorso perfetto. Il training di Laurent Cros a Brivard, i colori del signor Antonio Monghini, e lo possiamo riapprezzare nelle immagini. Il figlio di Love You, allenato in Francia e riportato ai massimi livelli, che sul palo mantiene una testa di vantaggio nei confronti di Charmand Zac, sbucato dalla corda. Al terzo posto, mostruoso davvero, Catullo Jet. Ma possiamo andare in premiazione a dare le migliori onorificenze al vincitore Carlo Magno Desi e Andrea Farolfi.